un altro incidente mortale sul lavoro, l'ennesimo. L'ennesimo incidente mortale sul lavoro, ed è inconcepibile che nel 2020 una persona si rechi al lavoro e non torni a casa. È una battaglia che come FIAM stiamo portando avanti ormai da tempo sugli infortuni mortali sul lavoro, e in questo momento mi sento solo di esprimere la mia vicinanza e il mio messaggio di cordoglio alla famiglia, e le autorità competenti dopo verificheranno le cause, le dinamiche e accerteranno le colpe, insomma, di questo grave infortunio mortale che purtroppo è occorso questa mattina in questa azienda. Schiacciato dalla pressa, cioè sembra veramente assurdo questa dinamica. Assolutamente sì, come dicevo prima, adesso ci saranno delle indagini e accerteranno le colpe. È chiaro che però la sicurezza, qui c'è stato sicuramente un passaggio che non è andato come doveva andare. In questo momento qui è inutile anche andare a cercare noi come sindacato le colpe, e ci uniamo solo al cordoglio, un messaggio di cordoglio alla famiglia.